Cino, mancavi solo tu alla Barcolana, sei arrivato come spettatore o come regatante? Né spettatore né regatante, sono venuto a dare un'occhiata, sto qui un po' e poi prendo e me ne vado anche perché il tempo non è tanto bello. Quante ne fate di Barcolane? Tante che non mi ricordo il numero, probabilmente tutte, non so io. So che tu guardavi la barca più veloce e hai detto quella non... Sì, il mio consiglio è di eliminare chi vince troppe volte perché non si può correre per il secondo posto, bisogna correre per il primo. Per cui una barca che continua a ripetere la sua vittoria per me non deve essere accettata, diciamo, come classifica. Se vuoi possiamo anche ammettere che faccia, diciamo, il suo défilé, ma non in classifica, se no si corre sempre per il secondo posto. Tu sei ancora il velista più amato degli italiani, perché passando qui sulle rive abbiamo notato che tutti ti fermano, tutti ti riconoscono. Forse non ho mai imbrogliato nessuno e sono rimasto abbastanza in disparte per non stare sulle scatole a troppi. Quale sarebbe la tua Barcolana ideale? La barcolana ideale è quella che si correva tanto tempo fa, che era per dilettanti allo sbaraglio, cioè con gli amici, la damigiana e tanti bicchieri.